Scende leggermente la curva dei contagi come la pressione ospedaliera, anche nella Marca il quadro è simile a quello regionale, seppure il numero complessivo dei positivi continui ad essere molto elevato. I casi positivi stanno scendendo, chiaro, molto più lentamente, soprattutto legato al fatto che il 31% dei positivi che abbiamo in provincia sono tutti minori, cioè tutti i ragazzi che frequentano le scuole e che quindi sono sostanzialmente asintomatici, ma però danno comunque un numero elevato di casi positivi. 3.276 le classi nelle quali il virus è entrato per un totale di circa 25.000 studenti coinvolti tra isolamenti, quarantene e monitoraggi. E proprio il fronte delle vaccinazioni dei più piccoli è quello che sta assistendo ad una vistosa frenata, vuoi anche per l'alto numero di bambini positivi o in quarantena. Solo 549 i prenotati da oggi a domenica. Lanciamo un appello ai genitori, i ragazzi da 5 a 11 anni sono quelli che stanno vaccinando meno ed è importante che lo facciano. Noi capiamo che le scuole sono tanti a casa perché sono in quarantena o positivi, quindi fanno fatica a portare i ragazzi, però chiediamo veramente, siccome l'accesso è libero, possono venire quando vogliono, eccetera, di portarli perché è fondamentale vaccinare per proteggersi. Del resto, quarantene ed isolamenti stanno mettendo in subbuglio il sistema prenotazioni dei vaccini e anche degli adulti. Solo ieri, dei 7.500 prenotati nella Marca, 800 non si sono presentati e cresce il numero dei cosiddetti positivi per caso, persone che scoprono di essere state contagiate andando in ospedale per altre ragioni. Ieri sono stati 57, 2 sono puerpere ricoverate a Montebelluna. Sul fronte tamponi è attiva la prenotazione sul portale dell'ULSS. Ai Covid Point si accede con appuntamento dalle 8 alle 14, ad accesso libero solo il pomeriggio dalle 14 in poi. Dal 1 febbraio alle farmacie si aggiungeranno per i tamponi gratuiti anche la casa di cura Giovanni XXIII di Monastiere, il centro di medicina di Conegliano e Vittorio Veneto. 500 a Monastiere e circa 200 al centro di medicina di Vittorio Veneto e Conegliano, in modo tale da coprire delle aree che oggi sono ancora in difficoltà per quanto riguarda soprattutto le scuole e quindi sgravare i Covid point